Assessore Chisso, il Veneto è un crocevia, insomma, di assi stradali importanti per l'Europa e forse abbiamo sentito dal Ministro Castelli anche per l'intera Eurasia. Sì, assolutamente sì, e questo sta nella geografia, sta nei fatti, sta nello sviluppo economico, sta nella storia. Il problema qual è? Quello di dotare il Veneto delle infrastrutture necessarie per come dire, reggere questo impatto, ma soprattutto per sviluppare le proprie aziende, il proprio territorio. Su questo credo, come abbiamo detto stamattina, siamo molto avanti, ormai siamo verso la fine del tunnel, noi abbiamo impostato opere, realizzate alcune, 44 km tra passante e collegamento fino a Conegliano della 28, che sono gli stessi chilometri che sono stati costruiti in questa nostro Veneto dal 78, dal 1978 al 2000, e nei prossimi anni, entro il 2014, completeremo altri 400 chilometri di grandi infrastrutture che sono esattamente quelle che ci sono adesso, quindi le raddoppieremo. Questa è la grande sfida, questo è su quello che gli argomenti e gli atti su cui ci stiamo impegnando, e ormai siamo verso la fine del tunnel.